Questa trasmissione è offerta da Agenzia Immobiliare Immobilcase. Eccoci qua, benvenuto al sindaco di San Giorgio di Nogaro, Roberto Mattiusi. Benvenuto sindaco alla trasmissione Al Punto qui a Telefriuli. Buongiorno a lei, grazie dell'invito e un saluto a tutti quanti ci ascoltano, grazie. Bene, allora continuiamo questo scandaglio nella Bassa Friulana, questa volta abbiamo invitato il primo cittadino di San Giorgio di Nogaro, ci dice un po' com'è la situazione generale, cioè la situazione pandemica ha colpito un po' tutta la nostra nazione, il Friuli anche, quindi qualcosa è stato fatto, qualcosa resta da fare, la questione economica è sempre nella mente degli amministratori, no sindaco? Sì, effettivamente il problema è proprio quello, no? Il problema economico che ha colpito, quindi pian pianino ci vorrà un recupero, ci sarà un recupero lento. Dal punto di vista della pandemia, noi insomma, fortunatamente, perché la popolazione ha rispettato le regole, è stata molto, molto attenta e abbiamo avuto le problematiche, ma non così grosse, così incisive per quanto riguarda i contagi e quello che poi ne conseguiva. Abbiamo avuto il problema della casa di riposo che si è risolto, fortunatamente, mi è dispiaciuto molto, abbiamo avuto delle perdite purtroppo e in quei periodi era molto critica la situazione, però poi insomma ne siamo usciti. Devo dire che anche siamo stati in parte anche così fortunati, credo, perché con la zona industriale, con il porto, comunque abbiamo avuto sempre dei casi molto contenuti. Questa è una bella notizia, insomma, ecco. Ecco, lei ha parlato del porto, quindi il porto è un po' al centro anche della situazione economica in generale, perché è un punto di riferimento imprescindibile per San Giorgio di Nogaro, no? Ecco, come vede lei la microeconomia e l'economia della zona lì? Allora, per quanto riguarda la zona industriale, che è la zona dell'Aussacorno, dove appunto c'è il porto che è centrale, sia la zona industriale, ma anche perché è l'unico porto del Friuli, quindi alla fine interessa tutta l'ex provincia di Udine e anche oltre. Per quanto ci riguarda, la zona industriale riesce a tenere, ha tenuto e ci sono anche investimenti grossi, abbiamo una vetreria, abbiamo una laminatoia, un'acciaieria che dovrebbe fare in questo periodo, se riusciamo anche a accelerare noi le parti burocratiche, fare dei grossi investimenti e quindi avere un aumento anche della forza lavoro. E la zona industriale è la parte più così consistente dal punto di vista economico, no? Fa parte del COSEF, quindi fa parte anche della ZIO, Alto Friuli e Cividalese, questo è il COSEF, e qui devo dire non c'è molta criticità. Il porto ha dei problemi che sono legati ovviamente ai dragaggi, perché è un problema che colpisce, credo, tutta la riviera. Per noi è un problema quello perché limita il transito delle navi e quindi limita il tonnellaggio che portano e quindi anche il lavoro. Poi di conseguenza questo aumenta il traffico su gomma, il che non fa bene, specialmente noi abbiamo solo due viabilità che sono quelle principali, SP80 e 14, e tutto il traffico pesante si riversa su queste due arterie perché non abbiamo altro. E quindi questo complica un po' la vita. I problemi poi economici del centro, è chiaro che tutte le attività economiche hanno risentito di questa crisi. Già è una crisi così si sentiva già prima, no? Nei centri, perché c'è la riduzione dei negozi, questa difficoltà del commercio, quello locale, no? E quindi spero e mi auguro che insomma, ci sia una ripresa, ecco, almeno vedo e sento un po' di ottimismo e questo mi fa piacere. Questa è una bella cosa. Senta, io ho visto che la situazione politica, insomma, lei l'ha risolta in poco tempo, ha sostituito un assessore e è andato avanti, insomma. Ma guardi, è andato avanti, è una bella cosa, andare avanti sì. C'è stato un problema politico, c'è tuttora un problema politico grosso che non credo si risolverà facilmente, penso che andrà risolto con le mie dimissioni. E io ho sostituito due assessori, di cui uno vice sindaco, per poter continuare l'attività, perché si era tutto arenato per questioni politiche. Adesso l'ultimo faremo un consiglio
a breve, credo mercoledì prossimo, e lì penso si chiuderà un po' quello che è stata la mia avventura da sindaco, perché vorrei, così sono arrivato fino a qui perché volevo arrivare al conto consuntivo, cioè volevo lasciare il comune senza problemi, anche perché abbiamo grossi investimenti e parecchi contributi. Dopodiché vedrà, la politica risolverà il problema. Insomma, mai dire mai, insomma, ecco, Mai dire mai. lei, insomma, ha fatto il consuntivo, eccetera. Un consuntivo che naturalmente prevede un po' anche i lavori in corso, no? I lavori che avete investito, Sì, i lavori sì, pubblici, eccetera. allora, lavori pubblici, noi abbiamo appaltato, abbiamo completato poche opere perché anche con il problema della pandemia dell'altro anno, praticamente un anno che abbiamo rallentato tutti i lavori, tutti gli appalti. Abbiamo dei lavori in corso, sono una pista ciclabile lungo la via Toppo che collega una frazione con la statale, che è un tratto molto pericoloso, quindi i lavori sono già stati appaltati. Abbiamo appaltato lavori di asfaltatura, sono in corso parecchi investimenti che interesseranno il centro, con delle aree che da edificabili le abbiamo trasformate in aree verdi e parcheggi, quindi abbiamo tolto ovviamente residenza, ma in quelle zone che sono attaccate all'area scolastica, sono aree che tra l'altro in parte sono già molto edificate, hanno problemi di parcheggi, hanno problemi ovviamente anche di verde. Quindi il consuntivo è un consuntivo buono e purtroppo sono ferme tantissime opere, ma che sono in corso di appalto, quindi io mi auguro insomma, che in tempi brevi possano andare avanti. Abbiamo avuto parecchi anche contributi, quindi in qualche maniera diciamo, il comune sta bene in salute. Ecco, Sì, può andare avanti tranquillamente. Può andare avanti tranquillo, sì, sì. Ecco, la stazione che riguarda un po' la socialità, associazioni, volontariato, eccetera, ogni comune Friuli è molto effervescente, ha molte adesioni, eccetera. Lì a San Giorgio come siamo? Sì, anche qui diciamo, siamo nella media se non superiamo che la media perché siamo attorno a una sessantina di varie associazioni, fra quelle ovviamente culturali, le associazioni sportive ne abbiamo parecchie, sono quelle che seguono l'assistenza, che danno assistenza alle persone che hanno difficoltà e abbiamo anche parecchie associazioni d'arma, quindi c'è molta attività. E naturalmente le associazioni lavorano tutte con così sinergia anche attraverso i rapporti con l'amministrazione, sono sempre molto disponibili e hanno attività che danno anche risultati, soprattutto per quanto riguarda, parlo della parte sportiva, risultati molto buoni a livello nazionale, anche internazionale, eccetera. Esatto. Esatto, quindi noi abbiamo appunto, quest'anno anche la San Giorgina compie 100 anni di vita, quindi anche quello è un traguardo non da poco, abbiamo avuto i 50 anni della canoa, 50 anni della scherma, quindi diciamo che questo così complesso di società sono tutte molto attive, molto partecipate. Ecco. C'è sempre la difficoltà oggi di trovare persone che si dedicano a questo sì, perché è sempre più complicato, ovviamente. Sì. E quindi un po', insomma, ha fatto la storia anche del territorio, del paese, e ci saranno anche degli eventi sicuramente, no? Che compatibilmente con la situazione cercheranno. Sì, questo è vero. È vero, siamo rimasti bloccati 2 anni, ovviamente che quest'anno non possiamo fare itinerania, però quest'anno facciamo il premio di itinerania, un premio che quest'anno, quindi sabato prossimo, lo daremo al distretto di San Giorgio, che ha operato nel periodo della pandemia sempre molto bene, è sempre stato molto presente, e poi anche per quanto riguarda l'attività relativa ai tamponi, no? Lei sa che abbiamo avuto questa sede dove si sono presentati un po' da tutte le parti, quindi loro hanno sempre lavorato, abbiamo cercato di dargli una mano e noi riconosciamo questo loro lavoro, questo loro impegno e quindi daremo questo riconoscimento, ovviamente assieme agli altri comuni, perché il premio itineranea coinvolge anche i comuni di Carlino, Castione di Strada, Marano Lagunare, Muzzana, Del Turniano, Porpetto e Torbiscoda. Quindi faremo insomma un lavoro che credo questo premio andrà alle persone che effettivamente hanno operato, oltre a quelle altre che abbiamo già riconosciuto anche l'altro anno, e che sono ovviamente quelle sul territorio, la protezione civile, la misericordia, le altre associazioni
associazioni che ci hanno dato una mano nel momento più difficile. Ecco, Sindaco, naturalmente saranno tutti i comuni che fanno parte della comunità della Riviera Friulana, o sbaglio? Sono della Sì, vostra... della Riviera Friulana sono 12 comuni che va da Lignano, Latisana, Ronchis, Palazzolo, Precenicco, Muzzana, Carlino, Marano, Porpetto e San Giorgio. Tor Viscosa Sì. e Castello di Strada fanno parte invece del distretto. Ecco. Importante. Diciamo che siamo insomma 12 comuni, una comunità che arriva a 50.000 abitanti e oltre, e con interessi diversi, perché dalla zona industriale nostra all'interesse turistico di Lignano, Latisana, a quello della laguna di Marano, quindi è diciamo una comunità della Riviera che è effettivamente molto attiva. Ecco. Abbiamo lavorato molto bene assieme, devo anche riconoscere che tutto era nato con l'UTI, l'ultimo anno poi l'UTI ovviamente è stato sostituito dalla comunità, siamo passati dall'UTI alla comunità, però per dirle abbiamo fatto sempre un lavoro assieme e senza mai così andare a scontri oppure a difficoltà. E tutto è sempre stato provato all'unanimità, questo è già Una una cosa cosa importante. molto positiva, importante, pur ognuno insomma con la propria identità del comune, sia politica che economica e sociale. Ecco, senta, per chiudere questa bellissima chiacchierata, che mi è piaciuto perché ha dato una prospettiva comunque positiva per il suo comune. Naturalmente lei più che altro ha dato anche una velata questo di congedo, ma insomma io spero che Sì, sì. aggiustino, insomma, ecco. Cosa pensa di questo governo che sono tutti dentro, tranne la Meloni, ma comunque sia mi pare cercano di far progredire questo paese che, oddio, piano piano, quando ha problemi si mette in tutti ad uno e cercano Sì. di trovare una soluzione. Ma questo governo po' arlecchino ha un lato positivo, che volendo potrebbe trovare quelle soluzioni che non si riescono a trovare quando non c'è una maggioranza forte. Quindi essendo tutti, dovrebbero essere tutti coinvolti a risolvere il problema, a semplificare la vita agli enti locali, a semplificare la vita ovviamente ai cittadini di conseguenza, per poter andare avanti, per poter utilizzare anche quelle finanze che ci arriveranno, ma se non riusciamo a dare così un cambio di registro a quelle che sono quella che è la parte burocratica, che poi è quella che ferma tutto, insomma diventa complicato. Quindi io mi auguro che in qualche maniera questo fatto di essere tutti assieme alla fine sia positivo. Ecco, spero anche per la nostra regione che il fatto che siano tutti assieme risolvano anche i problemi ministeriali dei dragaggi, ad esempio, dove gli scontri tra ministeri ci mettono in croce, insomma, ecco, quindi mi auguro almeno questo. Bene, Sindaco, io la ringrazio per la chiacchierata, molto piacevole, molto bella. Naturalmente l'ultimo appello che ha fatto per i dragaggi lo faremo anche noi affinché ci sia una sensibilizzazione di questo tema. Grazie a lei per il tempo che ci ha dedicato, naturalmente grazie alla sua amministrazione, buon vento ai cittadini di San Giorgio Nogaro e all'amministrazione, per quanto dura, ma speriamo. Sarà quella che viene, dai. Comunque ringrazio anche lei, un saluto e naturalmente un saluto da parte di tutta la cittadinanza. Grazie e buon lavoro. Ben, mandi. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Agenzia Immobiliare Immobil Case.